La pioggia continua a cadere, queste immagini testimoniano la situazione attuale che però potrebbe peggiorare se il maltempo non dovesse concedere una tregua e purtroppo le previsioni non sono buone, parlano di altra acqua almeno fino a lunedì, ma a preoccupare di più è la temperatura. Se la neve in montagna dovesse continuare a sciogliersi arriverebbe un volume di acqua a valle davvero pericolosa. Molti fiumi stanno raggiungendo il limite, altri lo hanno già superato, il Veneto orientale è la zona maggiormente colpita. A San Stino di Livenza la situazione è di emergenza, è esondato a Corbolone il Fosson. Almeno 6 abitazioni sono rimaste isolate e raggiungibili solo con il gommone. Siamo entrati in questa abitazione dove l'acqua è ormai alla porta, la rabbia della famiglia. Ogni anno è così, ogni anno, e non fanno niente, nessuno fa niente. Adesso siamo stanchi però, perché se vuol venire dentro e vede cosa abbiamo in casa. Ieri sera sono andati a prendere i sacchi di sabbia e li hanno sistemati davanti alla porta, sperando che l'acqua non faccia danni come sempre. Veramente allucinante. Ha rovinato quasi tutto qui. Se peggiora è da preoccuparsi, sì. Si legge nei loro occhi la delusione per una situazione che non cambia. I lavori devono farli bene, se no fare a meno di farli i lavori, ecco. Le esondazioni hanno anche interessato le linee ferroviarie di Portogruaro-Treviso e Portogruaro-Venezia. Non solo, ma Trenitalia ha fatto sapere che è stata bloccata la linea Venezia-Trieste perché l'acqua tracimata da Reghena ha raggiunto la sede ferroviaria. Ed ancora a San Michele al tagliamento esondazioni nei pressi del canale Taglio. Anche in questo caso alcune abitazioni sono rimaste isolate. Portogruaro rimane una delle zone più colpite da questa ondata di maltempo, mentre il Piavon minaccia con il suo livello la zona di Ceggia. La Protezione Civile in stato di allerta già da ieri sta seguendo ora dopo ora l'evolversi della situazione. Le squadre stanno monitorando le zone a rischio, mentre i vigili del fuoco continuano gli interventi per aiutare i cittadini intrappolati nelle case e per mettere in sicurezza alcune aree. I danni sono importanti, gli agricoltori guardano sconsolati i campi. I raccolti andati sotto acqua, qua, questi qua, che vedete, è il mare qua, il mare qua. A Caorle il Livenza è uscito ed allagato i pontili, i fiumi sono sotto stretta osservazione, alcuni ormai hanno raggiunto il limite, altri stanno tracimando. Gli uomini della Protezione Civile stanno posizionando migliaia di sacchi di sabbia, questa sarà una notte di paura per molte famiglie.